do il benvenuto a nome del Rotary Club Conegliano Vittorio Veneto e del Rotary Club Conegliano, che sono gli organizzatori di questo evento. Ringrazio il Comune di Conegliano che ci mette a disposizione gratuitamente le sale in cui eseguiamo i concerti. Ringrazio Corte Armonica che ci mette gratuitamente a disposizione un pianoforte verticale da un paio di mesi. Ringrazio i nostri sponsor, Banca della Marca, Masottina, Home Cucine, che ci mettono a disposizione il loro denaro perché questi eventi possano aver luogo. Ringrazio tutte le persone anonime che mettono a disposizione denaro e tempo, lavoro, perché questi concerti possano essere organizzati. Oggi abbiamo il piacere e l'onore di avere di nuovo con noi Vive TV che ci sta riprendendo e che trasmetterà in tempo reale, come usa dire, questo evento per chi non può essere presente, e ricordo che l'evento potrà essere rivisto poi su YouTube. Ringrazio dunque sentitamente anche gli operatori di Vive TV che prestano questo servizio gratuitamente a favore del progetto Concerti Meridiani. Non mi dilungo oltre, lascio il posto a chi è il vero protagonista di questa mattinata, ossia la musica insieme con i suoi interpreti, la scuola, e vi raccomando di non scappare perché al termine vi racconterò quali sono i progetti per il mese di marzo, perché il progetto Concerti Meridiani non si ferma col mese di febbraio ma continua, e quindi vi prego di rimanere ancora un attimo al termine per sentire quali sono gli appuntamenti del mese prossimo. Grazie e buon concerto. Io vi presento subito i due interpreti di questa mattinata insieme, che sono Francesca Berton e Davide Liesi, che la accompagnerà da Ovviamente vi ringrazio anche a nome della nostra scuola, l'Istituto Benedetto Michelangeli di Conegliano, di cui faccio parte, sono docente di questo istituto e che rappresento in questo momento. Volevo ringraziare tutti per la presenza e presentarvi i nostri interpreti brevemente, soltanto per dirvi che volevo dire due parole su Francesca, che non vi racconterò il suo curriculum perché lo potete leggere tutti e c'è scritto, però vi dirò qualcosa di più di questa ragazza bellissima che vedete davanti a voi, che è un artista speciale, una persona speciale per me e anche, vedrete anche voi, avrete modo di apprezzarlo. È una ragazza luminosa, piena di talento e anche un vulcano di creatività ed entusiasmo. Un talento schietto e naturale che però non è solo la natura, è anche frutto di un grande impegno, di una grande dedizione e di una grandissima forza di volontà che lei ha sempre dimostrato. È una musicista appassionata, eclettica, perché suona anche il sassofono, la ragazza non è solo un soprano, ed è in scena salita sulla scena da piccolissima. E questa è una ragazza che secondo me è destinata al palcoscenico e diventerà sicuramente, le auguriamo tutti, una bellissima carriera in teatro, nel teatro lirico. Fra poco ascolterete la sua bellissima voce, quindi non c'è bisogno che vi dica com'è. E l'ascolterete, soprattutto non sentirete solo quella, ma sentirete anche la sua bellissima anima, che si sente sempre quando canta, e apprezzerete che nel programma che abbiamo scelto oggi, che è piuttosto leggero, legato alla danza e anche a quell'atmosfera che riporta un po' ai salotti e al caffè champagne, al cabaret, a quello che si usava un po' nelle belle époque, ecco. E quindi lei rappresenterà un po' con questi temi in questa giornata che è quasi primaverile, sarà bellissimo sentirla. Qualcosa che vi porti a le canzoni d'amore di una volta, la seduzione, i baci, la passione, il divertimento che unisce la musica alla danza, perché qui ci sono temi dal valzer musette, il valzer di musetta anche, della Bohème, ma anche il valzer musette della diva dell'Empire, e anche il tango, la banera, e a numerose altre sensazioni che vi riporteranno al mondo del ballo.
l'accompagna il non meno talentuoso nostro Davide Liessi, che oltre a essere un professore e ricercatore di matematica è anche un musicista eclettico, pieno di talento, che io invidio moltissimo, che amo moltissimo, e che in questo caso suonerà il pianoforte, ma suona un po' di tutto, scrive un po' di tutto, fa un po' di tutto. Cioè farei molto più velocemente a dire quello che non sa fare, perché non mi viene in mente, perché è capace anche di fare il pane, quindi diciamo, fa un pochissimo di... Suona anche ultimamente, si sta dilettando anche a imparare a suonare il corno, quindi diciamo che ecco, oggi ci onora della sua presenza come pianista, però ecco, fa mille altre cose. Non voglio dilungarmi oltre, perché è meglio che lasciamo il posto a loro, come dice sempre la nostra Presidente, lasciamo spazio alla musica e ascoltiamo. E vi auguro un piacevole ascolto. Grazie. Scusate, non vi ho detto con che cosa inizia. Il primo brano è Tosti, il nostro liderista italiano, ed è L'ultimo bacio. Di quei brani che si eseguivano nei salotti, nei caffè des chantants, ed è Je te veux di Satie. Questo brano in francese, ovviamente in lingua francese, dice più o meno così: ho compreso la tua angoscia, caro amante, e cedo ai tuoi desideri. Fa di me la tua amante, lasciamo lontano da noi la saggezza, niente più tristezza, anello all'istante prezioso in cui saremo felici. Io ti voglio, non ho rimpianti, io ho solo un desiderio vicino a te, stare lì proprio vicino a te, vivere tutta la mia vita, che il mio cuore sia tuo e le tue labbra le mie, che il tuo corpo sia mio e che tutta la mia carne sia tua. Sì, vedo nei tuoi occhi la divina promessa che il tuo cuore innamorato viene a cercare la mia carezza, abbracciati per sempre, arsi dalle stesse fiamme, in sogni d'amore ci scambieremo le nostre due anime. Cher amour,
dopo il bellissimo valzer lento di Satie, un brano ancora di Satie che invece è molto più, che ci riporta invece proprio al Café Chantant, al Café Noir del periodo della Belle Époque. La Diva de l'Empire. La Diva de l'Empire è un pezzo scritto da Satie con accompagnamento originale pianoforte, come era anche GTV, e racconta di questa giovanissima diva ragazzina londinese, perché è ispirato all'Empire del Theatre di London, e quindi questa ragazza che sa far innamorare tutti quanti con un misto di ingenuità e di fascino. Sotto il grande cappello Greenaway, con lo splendente sorriso ed un riso fresco e fascinoso, come il sospiro di un bimbo stupito, una giovinetta dagli occhi di velluto, ecco la diva dell'Empire. È lei la regina che fa invaghire tutti i gentleman i denti di Piccadilly. In un solo suo yes c'è tanta dolcezza che tutti gli snob possono accogliere con frenetici urrà, gettando fasci di fiori sul palco senza accorgersi del sorriso beffardo di quel visetto grazioso. E la danza quasi come un automa e mostra con molta distinzione i graziosi fronzoli della sua biancheria, rivelando il guizzo nervoso delle gambe in modo molto innocente ma molto eccitante nello stesso tempo. Ecco la diva dell'Empire.
ulteriori spiegazioni dalla Bohème, Quando men vo, Musetta, che è l'emblema del fascino femminile, ed è anche questo un valzer. Ma non una musetta. Ma non una musette che avete appena sentito, valzer musette. Passiamo a un'altra danza, il tango, la balera. E quindi qui invece passiamo in tutta un'altra atmosfera, l'atmosfera un po' fumosa, un po' più malinconica, di questo bellissimo Yukali scritto da Kurt Weill. Questo è un pezzo che racconta di un paese che non esiste, che non c'è, dove tutti i desideri vengono appagati. Purtroppo adesso davvero ci illudiamo che ci sia e ci piacerebbe tantissimo che ci fosse, ma non esiste, quindi un po' trasferisce questo nostro pensiero che in fondo la felicità è irraggiungibile. È quasi ai confini del mondo che la mia barca vagabonda, vagando e seguendo l'onda, un giorno mi ha condotto. L'isola è piccola, ma la fata che ci abita gentilmente ci invita a farci un giro. Yukali è il paese dei nostri desideri, è la felicità, è il piacere, è la terra dove dimentichiamo ogni preoccupazione, è nella nostra notte come una schiarita fra le nubi, è la stella che seguiamo, Yukali, è l'adempimento di tutte le promesse scambiate, è il paese dei begli amori condivisi, è la speranza che è nel cuore di tutti gli uomini, la liberazione che tutti aspettiamo per domani, la liberazione è il paese dei nostri desideri. Yukali è la felicità, è il piacere, è la vita ci trascina, noiosa, quotidiana, ma la povera anima umana che cerca ovunque l'oblio ha saputo lasciare la terra e trovare in una qualche Yukali il mistero in cui i nostri sogni finalmente trovano rifugio. Yukali, ma è un sogno, una follia. Non esiste il paese di Yukali, non esiste il paese.
gli ucali. Se le vedo moda sì
nostro programma con la più classica delle canzoni da salotto, della musica da salotto, di Gastaldon, Musica proibita, brano cantato nei salotti dei primi Novecento in modo quasi ostinato, ossessivo, perché è uno di quei brani che ricorda di più quel periodo del nostro passato, della nostra esistenza. Quindi con Musica proibita noi vi ringraziamo, vi salutiamo, Francesca e Davide, bravissimi. Musica proibita. Dovete sapere che Francesca ha passato un anno della sua vita a Madrid per il progetto Erasmus ed è stata attratta da questa bellissima
esperienza in Spagna e facciamo una specie di dono di riconoscenza quest'anno passato con questo bis che è Noche Hermosa, non vorrei pronunciare male perché sennò la maestra mi sospende, di Sorozabal, è tratto da una zarzuela, detto bene? Zarzuela, che si chiama Katiuscia, no? Detto bene anche questo? Ecco, questa noce, vi lasciamo con questo bellissimo brano che è veramente... aspetta, un testo bellissimo, ve lo dico, visto che ho letto fino adesso, leggo ancora. Dimmi che uso, eccola qua. Noce Hermosa, allora, notte bella di Gelsomini profumata, dall'eco che ripete le mie parole, notte bella che di luna sei innevata, porta lontano piano piano questa triste canzone. Digli che torni presto, digli che il mio amore lo aspetta, digli che l'assenza è pena, pena che mi uccide, digli che torni presto, presto perché muoio se tarda. Notte bella di Gelsomini profumata, di quell'eco che ripete le mie parole, notte bella che di luna sei innevata, porta lontano piano piano la mia canzone di innamorata, porta lontano piano piano il segreto della mia anima d'amore. Noce Hermosa, Francesca e Davide. Francesca Berton si può dire, anche se è una signora, quanti anni ha solo 25 anni, quindi doppiamente grazie, bravissima. Come di consueto diamo un ricordo di questa mattinata all'interprete, quindi io e
l'incoming president di Conegliano, Rotary Club Conegliano, consegniamo l'attestato di partecipazione al nostro evento di oggi, a ricordo e ad ogni buon fine. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Che il progetto Concerti Meridiani ha lo scopo di dare visibilità ai giovani musicisti e di dare un piccolo aiuto alle scuole. Quindi, come sempre, vi prego di ricordare di lasciare un contributo libero, naturalmente, nella cassetta che c'è sul tavolo alla mia destra entrando. Vi dico i programmi per le prossime settimane, quindi i concerti meridiani torneranno tutte le domeniche di marzo, fatta eccezione per l'ultima domenica, il 29, che è la Domenica delle Palme, in cui non avremo un concerto meridiano, ma avremo un altro concerto, un concerto pomeridiano questa volta, in preparazione della Pasqua. Prima di dimenticare, il prossimo concerto meridiano sarà sempre qui a Conegliano, in Duomo, ore 12. Avremo la scuola, il liceo che conosciamo già, 25 aprile, il quale ci farà sentire organo e voce. Quindi ricordiamo questo primo appuntamento. E poi, per quanto riguarda il concerto pomeridiano della Domenica delle Palme, si svolgerà invece a Vittorio Veneto, quindi non a Conegliano come di consueto, nel pomeriggio alle 17 nella chiesa di Sant'Andrea di Bigonzo, e sarà un concerto in preparazione della Pasqua, si chiama Per Crucem ad Lucem, ma ci sarà tempo per ricordarvelo di nuovo durante la mesata di marzo. In marzo si svolgeranno anche due eventi completamente non musicali, quindi diversi dai concerti meridiani. Avremo uno spettacolo il 21 di marzo di Poetry Slam per gli amanti della poesia, ma una poesia giovane, frizzante, quindi non quella canonica che cui siamo abituati a pensare. E poi avremo uno spettacolo il 25 di marzo di improvvisazione teatrale. Il tutto nell'ambito dei progetti che il Rotary Club porta avanti per i giovani artisti. Grazie e buona domenica. Grazie.